E si conclude la 27ª giornata, Udinese 1, Salernitana 1. Voce ai nostri tifosi. Oggi c'è tanta amarezza, tanta delusione per questo risultato. Ciò nonostante i nostri tifosi stanno facendo il terzo tempo. Federico, insomma, oggi cos'è che non ha funzionato? Non saprei dirti cosa non ha funzionato. A mio avviso i cambi non sono stati molto azzeccati, la squadra non era concentrata al momento giusto, nel punto giusto. Poi usciamo sempre con queste espulsioni che sì, bisogna capire quanto vale i punti che stiamo perdendo per strada a questo punto. Insomma, altro pareggio che non serve. Un pareggio che non serve a nessuna delle due e a noi tanto meno. Un pareggio, un punto. Adesso dobbiamo far sempre la corsa sugli altri, sperare che inciampino anche gli altri, ma non è un discorso da fare su una squadra di Serie A. Tante sorprese sono state fatte, abbiamo avuto anche gli amici del coro Artemia oggi che ci hanno deliziato con Magica Udinese in live. L'emozione forte, bianco nero per la vita, se poi la notte è magica, l'Europa è una partita, una città, una terra, 100 anni in una sera. Lo stadio canta una canzone, alziamo la bandiera, vinci per noi, Magica Udinese, vinci per noi, grande cuore bianco nero, vinci per noi, Magica Udinese. Qui abbiamo anche gli amici di Magnaco che continuano a tagliare con molta amarezza questo salame. Sì, è andato, vabbè dai. L'importante è gustarlo verso tra di noi e festeggiare tra di noi, dai. Il resto penseremo, dai. Il resto penseremo, anche perché insomma lo ricordiamo, ancora 11 finali all'Udinese. 11 finali al Cardiopalma, anche perché le squadre a nostra portata incominciano a stringersi, adesso arrivano anche gli squadroni, incrociamo le dita. Siamo con Beppe Marcon, il presidente dell'AUC, che oggi tra l'altro ha presenziato a bordo campo insieme agli amici della Messaggero Veneto, insieme al nostro direttore generale per la consegna della Zebretta d'Oro, andata a Iaca a Bigliola. Insomma, tanta felicità all'inizio, prima di questo match, tanta delusione adesso, Beppi. Sai che non volevo parlare oggi, no? Lo so, però io ti costringo perché anche in questi momenti dobbiamo parlare, insomma. So che è difficile per tutti, però insomma c'è qualcosa che salvi però di oggi. E penso che Marco in studio lo capisca, perché noi sappiamo benissimo quanto soffriamo per questa Udinese, no? Cosa devo dirti? Chi salvi oggi intanto? C'è qualcuno che salvi? Toven, l'unico si è sacrificato, ha dato tutto quello che poteva dare, però non è bastato contro una squadra remissiva, perché bisogna dirlo che a mezz'ora della fine noi in 10 e loro in 11 obbligati, sottolineerei, alla vittoria, cosa hanno fatto? Hanno fatto pochissimo, quindi a maggior ragione questo pareggio brucia ancora di più, perché l'hai ottenuto con una squadra che è già retrocessa, parliamoci chiaro, è già retrocessa. Però noi anche in 10 contro 11, contro una squadra del genere dovevamo farla nostra. Non c'è niente da fare, io non so cosa succede a questi giocatori qua. Entrano in area, fanno tutto, saltano l'uomo, non riescono mai a prendere la porta, Facciamo vedere qui che c'è veramente tanta gente per questo terzo tempo, un terzo tempo sempre pieno di sorprese e naturalmente oggi non c'è la solita gioia, insomma, anche perché insomma oggi siamo tutti veramente tristi, tanto tristi. Oggi ci si aspettava la vittoria, si sapeva che era una partita difficile, tra virgolette, perché
e quando arrivi a questo punto del campionato che hai assolutamente bisogno di punti, ti subentra, non dovrebbe essere, ma chiamiamola pure paura, però la fiducia c'era sempre, affrontavi una squadra che con un piede in Serie B, quindi quest'anno abbiamo vinto solo una partita in casa, ragazzi. Come stai? Bene, Tutto a posto? Mi hai detto che una volta ti favi per un'altra squadra, no? Eri un po' diavoletto e sei diventato dell'Udinese. Come mai? perché adesso i miei genitori mi stanno tirando verso l'Udinese. Ma ti piace venire allo stadio? Sì, Quanto bello è questo stadio? tanto. Peccato per oggi, eh? È vero. Senti, io so che giochi a pallone, in che ruolo? Punta, Come punta. E come punta dell'Udinese tu ami un giocatore? Luca, Luca, che ti ha regalato anche una maglia, mi hanno detto. Mi hanno spiato questo. Quando? il 18 novembre 2023. Insomma, è stato un bel giorno per te. Sì, Senti, che cosa possiamo dire all'Udinese? Per caricarla ancora di più, magari, e vincere qualche partita. Cosa vogliamo dirgli? che la prossima partita deve vincere. Quanto bello è venire allo stadio con i propri bambini? Quanto bello è? Bene, benissimo. Tutto a posto? Sì, una festa, sempre una gioia venire allo È stadio. sempre una gioia, eh? Sempre, sempre, sempre. Peccato per il risultato, però alla fin fine la sportività e volere bene a una squadra fino in fondo. Mai mollarla, mai criticarla, perché è difficile pensare di portare a casa il risultato, però si sa che abbiamo anche dei avversari che vogliono vincere anche loro, quindi il pareggio oggi è dato bene. Senti Edi, pareggio sempre meglio di una sconfitta, eh? Naturalmente la squadra non va mai criticata, però c'è tanta amarezza oggi, eh? Allora, intanto io come Mattias, da bambino ero milanista, poi sono guarito. E quindi anche io come Mattias, no, la parte delle battute, no, male. Oggi mi dispiace non essere in linea con chi mi ha preceduto, ma male, perché se non fai punti oggi per salvarti non li fai mai più. Male, secondo me la direzione tecnica di questa squadra non è all'altezza né della Serie A né della storia dell'Udinese. E io sono convinto che l'Udinese si salverà, però sono convinto che la famiglia Pozzo debba intervenire subito. Edi dice che un cambio va fatto, tu cosa dici? Trovami qualcuno nel parcheggio che dica il contrario, ti sfido su questo. Già un paio di mesi fa ho detto che con Cioffi non si vince più una partita, mi pare che la dimostrazione sia chiara. Gioca le gare in fotocopia, noioso, prevedibile, mai uno scatto diverso da sorprendere l'avversario. Mi pare di aver detto tutto. Oggi non è andata come doveva andare per Udinese, eh? Siamo andate in bagno e hanno segnato, quindi forse era meglio se stavamo in bagno. Quindi, potevate rimanere in bagno allora. A quanto pare sì. I vostri nomi di dove siete? Francesca, San Vito Tagliamento. Sara, la tisana. Ma cos'è che non funziona? Tante cose. Il sciacquone del bagno, No, quello funzionava. meno male. Sì. E poi... Che Udinese avete visto oggi? Beh, più che Udinese ho visto tanta Salernitana caduta giù per terra e poteva fare molto meglio sicuramente. Voi di dove siete? Azzano X, Casarsa della Delizia. Insomma, oggi l'Udinese ha pareggiato contro la Salernitana. Non è stata una bellissima partita, purtroppo la squadra ci ha provato, nel secondo tempo è arrivata quell'espulsione che ha un po', se così vogliamo dire, tagliato le gambe. Però il calcio è così, speriamo che la squadra si rialzi, abbiamo fiducia, e ce la faremo. Cosa manca a questo Udinese per poter vincere una partita, magari in casa? Secondo me è un allenatore. Io non mi piace l'allenatore come schiera i giocatori, ad esempio Samardzic in panchina, Pereira in panchina, Success in panchina, non capisco perché, sembra quasi che non volesse vincere la partita. Nel momento in cui subisci un gol, passi in svantaggio, magari nel secondo tempo potresti pensare di inserire qualche giocatore offensivo e di una certa qualità. Ad esempio Samardzic, che è stato apprezzato anche da certe big come Inter e Napoli, ma poi gli affari non si sono conclusi per il suo trasferimento.
Tanta amarezza, però il terzo tempo non manca mai. Allora, meno male che il friulani, abbiamo, nonostante ci hanno ultimamente maltrattati, ci hanno detto razzisti, ci hanno detto... Io sono anche alpino, quindi quando a Rimini con le donne là ci hanno detto di tutto e di più. Ma noi friulani abbiamo una bella caratteristica, quella di far festa insieme, in compagnia, brindare nonostante la partita che non è andata bene. Insomma, chi è che salvi di questo Udinese? C'è qualcuno che salvi? Oggi solo i tifosi. I tifosi, perché ancora veniamo qua e sinceramente forse dovremmo stare a casa e neanche vederla in televisione. Dovrebbero trovarsi solamente loro a giocare perché veramente quest'anno adesso hanno stufato. Senti Samu, tu intanto ti gusti questo panino, la cosa più bella di questa giornata forse? Purtroppo sì. Oggi non è andata bene. Cos'è che non funziona? La testa, è un problema mentale, cioè li vedi i giocatori che anche se arrivano al tiro la tirano in curva perché mentalmente non sono in partita, cioè io non capisco, cioè veramente non lo so quale sia il reale problema, però spero che si risolva perché se continuiamo così e perdiamo punti anche in queste partite importanti, non dico che retrocediamo, però un po' di paura inizia a salire a questo punto del campionato. Quindi... Senti, sale la paura da parte dei tifosi, oggi si parlava del cambio del tecnico da parte dei tifosi naturalmente. Tu cosa ne pensi? Io penso che i tifosi giustamente sono arrabbiati, cioè con questo non voglio dire che per forza il problema sia solamente il tecnico, io credo che il problema sia in generale l'ambiente. E termina questa 27esima giornata e termina in bellezza con questo fantastico panino da parte di amici carinziani.